Le scuole superiori rientreranno in classe l'11 gennaio prossimo, sempre al 50% ed a condizione che la situazione epidemiologica lo consenta. Elementari e medie riapriranno invece regolarmente il 7 gennaio. Questa è in sintesi la decisione pasticciata decisa dal governo Conte dopo un tira e molla durato diverse ore ieri sera tra i ministri competenti ed il Presidente del Consiglio. Nei giorni scorsi in Sicilia l'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla aveva disposto con decreto, seguendo le indicazioni nazionali, la ripartenza delle scuole per il giorno 7, una decisione avviata con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, i prefetti ed il ministro della pubblica istruzione Azzolina. Alla fine, tra chi sosteneva il rientro il 15 ed altri il 7, come più volte ribadito dalla Azzolina, si è trovata come al solito all'italiana, diremo, la mediazione al giorno 11, lunedì prossimo, è sempre al 50%. I ragazzi di tutte le scuole superiori continueranno dunque a ricevere fino al giorno 11 le lezioni a distanza, delegando i dirigenti scolastici alle indicazioni e alle regole da adottare per disciplinare l'ingresso del 50% di studenti nelle aule. Per il rientro regolare a scuola saranno fondamentali le comunicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità l'8 gennaio e stabilire se confermare la data dell'11 gennaio, visto che nelle regioni rosse non verrà consentita la ripresa delle attività in presenza. Il governo ha trovato un'intesa con le regioni che avevano già annunciato il rinvio della scuola, come il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Marche, ordinanze che oggi il ministro delle autonomie Boccia chiederà adesso di ritirare in modo da uniformare su tutto il territorio nazionale.